Sono scioccati. Abbastanza. Sì, fa paura, sinceramente. Però non te l'aspettavi una cosa del genere, ecco. Una notte da incubo, in mezz'ora 2 assalti, a 300 metri di distanza l'uno dall'altro. Assalti violenti che a ridosso delle festività fanno scoppiare nuovamente l'allarme delle rapine in villa e in una zona già martoriata come il Veneto orientale. 2 colpi ravvicinati nel tempo e nello spazio. È per questo che con tutta probabilità è stata la stessa banda di rapinatori ad agire. Siamo a Jesolo, in una zona isolata come quella delle valli, ideale per la batteria dei malviventi, 4 stranieri, secondo le testimonianze, che poco prima delle 20 fa irruzione nella tenuta dell'imprenditore trevigiano Giuseppe Stefanel. Armati di coltello entrano e trovano il custode, un chioggiotto. L'uomo viene aggredito, picchiato e legato. Qui rubano un fucile ad aria compressa e razziano di poche centinaia di euro il custode terrorizzato. Subito dopo, il secondo colpo, forse il vero obiettivo dei banditi, che secondo una delle prime ricostruzioni potrebbero essersi confusi con il buio, colpendo per errore la tenuta di Stefanel. A poche centinaia di metri, infatti, c'è la villa dello storico albergatore in pensione Guido Schiavon, 75 anni, che si trova in casa con la compagna cinquantenne. Attimi di terrore, i rapinatori entrano forzando una porta, minacciano la coppia con il fucile e si fanno consegnare il Rolex d'oro e alcuni gioielli, valore 30.000 euro. Il passo successivo sarebbe la cassaforte, ma il 75enne sotto shock accusa un malore e sviene davanti ai banditi. I malviventi probabilmente si spaventano e scappano con quello che hanno, il Rolex e i gioielli, ad attenderli fuori un'auto con alcuni complici. Tutto si è svolto in pochi tremendi minuti. Quasi contemporaneamente scattano gli allarmi del custode, che è riuscito a liberarsi, e della compagna di Schiavon, preoccupata per il marito, che fortunatamente rinviene. Posti di blocco in tutta la zona, nessuna traccia dei banditi. Le indagini della polizia si sono susseguite per tutta la giornata. Nelle ville anche la scientifica per cercare tracce utili a risalire ai responsabili. Un doppio colpo che ha scioccato la comunità di Jesolo. Oggi il via vai di amici e conoscenti dalla villa di Schiavon. Per tutti la paura di una nuova ondata di criminalità. Si aspettava una cosa del genere? Mai.